amici, ben ritrovati, buon anno di nuovo a tutti. La Via dei Presepi quest'oggi è a Segusino. Siamo in compagnia di Carlo Stramare, che è il nostro carissimo amico, presidente del gruppo Amici del Presepe di Segusino. Carlo, un presepio bellissimo, la gente continua a fluire, oggi è il giorno di serata di chiusura e abbiamo approfittato per fare questa piccola intervista, però tu puoi raccontarci qualcosa di questo presepe. Buongiorno a tutti intanto e bentornati a Segusino con la Via di Presepi. Presepio di Segusino quest'anno che già ha avuto un grande successo durante l'apertura del giorno di Natale, la notte della vigilia di Natale e poi con tutte le domeniche e le festività successive al Natale. Quest'anno appunto il titolo è Laudato Si che è un cantico, è una frase che deriva dal titolo del Cantico delle Creature di San Francesco, Cantico delle Creature che è probabilmente si dice una delle laude antiche più antiche che esistano, di cui si conosca l'autore. Per esempio Segusino appunto Laudato Si perché parla appunto delle meraviglie del creato, quindi ricordiamo che San Francesco nel Cantico delle Creature cita la terra, cita il fuoco, cita l'acqua, cita l'aria, tutte le meraviglie appunto del creato, di questa nostra terra, che però noi abbiamo voluto ricordare perché vengono un po' trascurate al giorno d'oggi. Non c'è proprio questo rispetto, adesso al di là degli argomenti diciamo di moda di quest'anno, quindi Greta Thunberg o così, però vengono un po' trascurate. L'ambiente purtroppo viene messo in secondo piano di fronte purtroppo tante volte a degli interessi economici, e quindi il piccolo messaggio che vogliamo trasmettere noi, il grande messaggio però nel nostro piccolo è proprio questo di amare quello che è il creato, quindi farlo vedere attraverso il presepio e di portare questo messaggio di rispetto verso la natura, verso le meraviglie del creato appunto a tutti i visitatori che passano di qua e che poi escono e hanno visto il presepio e quindi che escano con un piccolo messaggio di rispetto verso l'ambiente. Un messaggio che sicuramente traspare. Il presepe, come vediamo dalle immagini che stanno passando, ha avuto una piccola rivoluzione. Ci sono qualche immagini che non abbiamo fatto vedere proprio per tenere la suspense. Quali sono gli orari da qui al 2 febbraio mi dicevi? Sì, esatto, allora il presepio artistico di Segusino abbiamo aperto la notte di Natale, rimarrà aperto fino al 2 febbraio tutti i pomeriggi e giorni festivi anche al mattino. Tutti gli orari li possiamo vedere nella nostra pagina Facebook Presepio Segusino oppure nel sito internet www.presepiosegusino.it, e permettetemi anche un ringraziamento oltre che a voi per essere venuti a trovarci anche quest'anno, anche a tutti quelli che sono i volontari che rendono grande quest'opera, quindi gli amici del presepio che da agosto però da agosto sono qui che lavorano, però in realtà lavorano qui da un anno, c'è gente che comunque a casa costruisce particolari, che comunque ci siamo trovati per fare il progetto delle scene così, e quindi un'idea partita ancora nel gennaio dell'anno scorso, anzi di quest'anno diciamo, che ci porterà comunque, che ci ha portato appunto ad allestire questo presepio. Poi come da tradizione i lavori qui nel sede del presepio iniziano sempre l'ultimo weekend di agosto, però un ringraziamento va proprio a tutte queste persone, perché gli amici del presepio sono una squadra fantastica che si spendono proprio nel vero senso della parola quasi ogni sera qui dalle 9 fino a mezzanotte, l'1 alle 2 di notte per allestire quest'opera fantastica che porta a Segusino circa 20.000 visitatori. Un ringraziamento poi va anche a tutti quelli che ci supportano, quindi la parrocchia di Segusino, l'amministrazione comunale che è sempre molto vicina a questa iniziativa, e poi tutti gli abitanti delle contrade, delle borgate di Segusino che comunque allestiscono l'iniziativa alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, che come definiamo noi un magico itinerario che porta i visitatori che vengono qui a presepio poi a visitare anche il paese di Segusino, quindi si può venire qui, visitare il presepio artistico e poi incamminarsi lungo le borgate del paese e visitare tanti altri bellissimi presepi o allestimenti natalizi per trascorrere qui a Segusino un pomeriggio semplice però molto genuino, molto in amicizia, molto, molto cordiale. Grazie mille Carlo. Come avete capito ormai Capodanno è passato, la Befana è alle porte, però il presepio di Segusino vi aspetta con gli orari che vedrete nella loro pagina Facebook fino al 2 febbraio. Io e Carlo vi invitiamo a venirci a trovare e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne.